Nel corso della seduta odierna, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il programma 2023 delle attività del Corecom, il Comitato regionale per le comunicazioni, come organo di consulenza e gestione della regione, nonché di controllo e garanzia in materia di comunicazioni. La programmazione futura sarà caratterizzata anche da una particolare attenzione rivolta alla tutela dei minori, monitoraggio televisivo, sportello Help Web Reputation, media education e al cyberbullismo in sinergia con gli altri soggetti pubblici coinvolti, ufficio scolastico regionale, polizia postale, garante dei diritti della persona. Tutela dei minori con un occhio di riguardo alla battaglia contro il cyberbullismo, un fenomeno in crescita che va contrastato, ha affermato la consigliera Cestari della Lega, relatrice in aula del Consiglio per il programma delle attività del Corecom, in cui un occhio di riguardo è stato posto proprio al cyberbullismo, organizzando e promuovendo azioni e servizi rivolti all'utenza già esistenti, oltre che sviluppando e promuovendo in stretto coordinamento e sinergia con gli altri soggetti pubblici coinvolti iniziative ed azioni specifiche. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.